Buongiorno cari amici, benvenuti anche oggi nel diario nel vostro Marietto Veneziano. Vi ricordo che oggi è sabato e se siete collegati sul canale di YouTube del Marietto Veneziano alle ore 16 potete fare delle domande e il vostro Marietto risponderà con le sibille e il pendolino domande gratuite. Dovete sempre mettere il vostro nome e la vostra data di nascita e se volete iscrivervi chiaramente al canale, se non riuscite a iscrivervi nel canale YouTube. Se non avete però ancora fatto, iscrivetevi anche al canale di Hildegarda. Ieri insomma abbiamo passato velocemente in rassegna un po' la fine della seconda guerra mondiale e molti avranno capito che in realtà non è mai finita, ma diciamo che c'è stato un piccolo stand-by e che poi si è protratto nel tempo e anche in questi tempi, no? Lo vedete con queste mosse militari strategiche, con i vari virus e con le varie guerre economiche, no? Vi ricordo sempre che non dobbiamo dimenticare Beirut, che è un segnale molto importante, no? Vi ho spiegato come appunto gli alpini, soprattutto gli alpini che sono partiti e sono tornati, come sono stati trattati da quei criminali che si erano nascosti nei boschi e poi quando tutto era finito erano scesi e si facevano chiamare partigiani. Questo è stata una brutta cosa anche per i partigiani, perché loro stessi, queste fecce di personaggi, non condividevano per niente il loro voltagabbana. Ma in quel periodo andava così. Vi ho raccontato appunto anche del Dante, che però voglio fare un appunto sul Dante, no? Perché il Dante quando è nato più o meno a 3 anni più di me il Dante, no? Perché alcuni mi dicono quando è nato, chi era, destra, sinistra. Beh, il Dante quando è nato succedeva che arrivavano a casa sua i primi mesi che era nato, arrivavano delle fiammelline. Insomma, i suoi genitori si sono spaventati, no? E vedono questo bambino che è lì un batuffolo di 1 chilo e mezzo e di notte arrivano le fiammelline, delle lucine che si fermavano sopra di lui e poi lui rideva, così raccontano, e queste lucine entravano dentro di lui. I suoi genitori, insomma, non è che erano Maria e Giuseppe, no? Poi era finita, come ho spiegato, la seconda guerra mondiale, quindi capirete voi. Fra l'ignoranza, fra di qua, fra di là, insomma si erano un po' spaventati tutti. E allora il più intelligente, il più sveglio del paese, insomma la voce l'aveva girato, no? Insomma si trovano qui un bambino di 1 chilo e mezzo, che nasce, piange, e alla notte però arrivavano sempre 2 o 3 fiammellini che giravano intorno di lui ed entravano dentro di lui. Allora cosa è successo? Il più sveglio del paese a un certo punto è andato da Padre Pio, no? Sapete, anche Padre Pio, insomma, anche lui durante la seconda guerra mondiale le preghiere le diceva la domenica, ma il resto della settimana, insomma, anche lui si toglieva i guanti bianchi, no? Non è che è stato lì alla finestra a guardare. Qualche estrema unzione anche Padre Pio sicuramente l'ha data col cuore, Comunque, infatti, l'Italia può ringraziare questo personaggio, con chiaramente anche il capitano di Alpini di Torino, se siamo usciti indenni dalla seconda guerra mondiale. Beh, comunque, per tornare a noi, questo personaggio, il più sveglio del paese, è andato giù a Padre Pio e gli ha detto: senti, ma c'è su un batuffolo, così mi hanno raccontato, c'è su un batuffolo di 1,5 chili che fa spaventare tutto il paese perché di notte, insomma, arrivano su queste lucine, su questa scala, no? Lui abita nei boschi, su una scala lunghissima, e la gente vede passare su queste lucine che vanno in casa di questo batuffolo e gli dico: ma chi è questo bambino qua?
Allora la storia racconta che Padre Pio aveva questo signore, guardando questo bambino, gli ha detto: di questo bambino tutti ne parleranno male, ma proprio tutti, però lui quando scriverà le letterine a Gesù Bambino gli tremerà un po' il braccino, ma le letterine a Gesù Bambino arriveranno sempre. E allora questo qui si è voltato ed è tornato al suo paesello a raccontare cosa diceva Padre Pio. In sintesi diceva: tutti parleranno male di questo bambino, ma questo bambino quando scriverà le letterine a Gesù Bambino gli tremerà un po' il braccino, ma Gesù Bambino le leggerà sempre. E così il Dante, fra una letterina e l'altra, fra un granello e l'altro, ha fatto il suo gioco. Ha dato una mano a Gesù Bambino a fare i regalini. Quindi, per chi vuol conoscere il Dante, del Dante ne nasce uno ogni 6.000 anni, come Padre Pio, ne nasce uno ogni 6.000 anni, e per fortuna è nato dalla nostra parte, perché se il Dante nasceva dall'altra parte non lo fermava nessuno. Infatti tutti i veggenti che lo vedono ringraziano Dio che è nato in Occidente. Simonetta, ciao Sara, ciao Giulia, ciao Lara, bene, e ciao Silvia. Quindi noi, riprendendo un po' il discorso di ieri, siamo stati veramente fortunati di essere nati, noi del baby boom, nella parte giusta del muro, perché se ne eravamo di là, i tedeschi dell'est hanno subito delle cattiverie immense, no? Però adesso vorrei ritornare un po' anche sul discorso di oggi delle Sibille, che l'ho già detto anche l'altro giorno, ma voglio fare, e anche del pendolo, no? Quando si va a queste live gratuite, chiaramente non c'è una foto, non si sa se è veramente un nome e cognome reale, no? Perché alcuni mettono il nome e la data di nascita, e allora si cerca di prendere la scia energetica, no? Con la data di nascita. E le domande dovrebbero essere anche le più precise possibili, perché purtroppo se no il pendolino prende le scie energetiche magari di altre persone, magari abitano, c'è una persona che ha il vostro stesso nome e il vostro stesso data di nascita e becca la scia energetica, adesso sto esagerando, del vicino di casa. Chiaro che nessuno magari nasce in un palazzo col vicino di casa che ha il stesso nome e la stessa data di nascita, però per dirvi che è molto importante. E poi anche di stare attenti, perché quando ad esempio io parlo sempre del Gran Signore, no? Perché è una carta che quando compare dà sicurezza, però alcune volte il Gran Signore non è che è inteso come una persona fisica che viene e vi aiuta, può essere anche un'entità spirituale, che dietro le quinte vi sta guidando. Anni fa seguivo una trasmissione dove una signora, una donna molto materialista, no? Era successo che era scivolata nella metropolitana, lei in quel momento lì viveva nell'ambito della moda, insomma è caduta, si è fatta male, ma molto male, è stata quasi praticamente lesa. E dopo ho cominciato ad avere delle visioni, ho cominciato a vedere Sai Baba, lo raccontavo in TV. Quindi è partita, è andata a vedere Sai Baba in India e tutte queste cose qua. E chiaramente Sai Baba gli diceva che sarebbe andato tutto bene. Chiaro che questa, essendo materialista, pensava di ritornare sana come prima o avere di nuovo il fisico come prima, fare un sacco di soldi. Ma Sai Baba gli diceva che andava tutto bene secondo il suo karma, chiaramente, capite? Cioè, se uno ha una strada da fare, non c'è Sai Baba che tenga, la deve fare. Chiaramente non sarà andata poi questa signora, o non andrà sicuramente nel paradiso di Brissago o in altri posti simili, o non si rincarnerà sotto la Siberia, o non la andranno a prendere. Però questa signora quando era in TV diceva: Sai Baba mi ha sempre detto, anche quando mi compariva in cucina, che parlavamo, che sarebbe andato tutto bene. E molti partono dal presupposto che Sai Baba dice ritorni sano. No,
è che il tuo karma te lo devi fare, non devi avere paura. Anche perché sennò alcuni restano delusi perché hanno aspettative troppo alte, troppo sopra misura, e poi pensano, perché sai, riusciva a materializzare orologi destra e sinistra, quelli erano, sai, sapete, segni per i tontoloni, no? Perché a lui gli fregava una mazza di materializzare catene, catenine, orologi, era tanto per quei creduloni che avevano bisogno di materialità. Quindi quando, adesso non voglio equilibrare il grande sai alle sibille, però quando si leggono le sibille bisogna sempre avere un occhio anche sul fatto che molte volte compaiono delle figure che rappresentano non solo la materialità, ma anche a un certo punto delle forze spirituali, no? E alcune volte, per quello alcune volte ci sono persone che rimangono deluse, che dicono: ma io questo mese non ho incontrato nessuno di gran signore che mi ha aiutato. Ma effettivamente magari è vero che non ha incontrato una persona fisica, però magari c'è un'entità spirituale che si è avvicinata a questa persona e la sta guidando. Quindi bisogna sempre avere un occhio vispo e essere non umili ma realisti, cioè se le sibille dicono così, certo non sono il Padre Eterno, ma molte volte si avvicinano. Io ve l'ho spiegato altre volte, ho visto zucche di 26 kg comparire, zucche di 26 kg che non sono piccoline, non sono, come si dice, quegli oggettini medagliette che compaiono nelle sedute spiritiche. Ah, zucca di 26 kg che per alzarla è larga come mezzo metro, capite? Chiunque abbia fatto questa cosa qui mi stava dicendo che lui c'era, eppure non lo vedevo. È riuscito a nasconderla e farmela ricomparire, no? E quindi vuol dire che c'è. Certo, avrà pensato che ero bello tonto, perché se non mi bastavano le cose che avevo già visto nella vita, ha dovuto proprio farmi vedere 26 kg di zucca che compariva e scompariva. Ma sapete che il Marietto, senza un buon caffè la mattina, macchiato, corretto latte, dal Dante, certe cose non le capisce. Quindi questo perché quando qualcuno viene a vedere le mie sibille o anche le sibille della Hilde, magari le previsioni o le proiezioni delle sibille dicono certe cose, ma le persone si aspettano subito il colpo di fortuna. E qui mi ricollego anche a certe operazioni magiche. Ad esempio, per far spiegare meglio ancora il sigillo, perché ultimamente ho fatto dei sigilli e alcune persone mi hanno chiesto: ma come caspita opera sto sigillo, no? Allora, fondamentalmente i sigilli salomonici, sto parlando, come sono costruiti? Allora, quando noi nasciamo siamo sotto degli influssi energetici planetari, no? Alcune volte nasciamo in periodi propositivi, altre volte nasciamo in periodi, non dico nefasti, ma diciamo un pochettino meno propositivi. E allora rimarranno sempre questi buchi energetici nella nostra vita che in un modo o in un altro ci condizioneranno. E a questo punto qui cosa succede? C'è chi a un certo punto si sveglia e si rende conto che ci sono queste mancanze e chi tutta la vita andrà avanti remando contro corrente pensando che sia solo sfortuna. Allora, quelli che si accorgono che c'è qualcosa che non va, di solito cercano delle soluzioni e queste soluzioni Salomone, o questo gruppo salomonico, chiamatelo poi come l'aveva scoperte facendo in modo che in alcuni simboli, che poi sono venuti chiaramente chiamati sigilli salomonici, si potevano mettere dentro, richiamando delle forze, queste mancanze delle forze planetarie che avrebbero poi coperto la persona che comprava, che se le faceva fare. Ma il problema è che noi oggigiorno pensiamo che sia un atto dovuto. Pochi 100 euro uno si compra il sigillo. Nella realtà ho spiegato che fino a 60-70 anni fa solo gli imperatori, i re, i capitani di industria sapevano queste cose e se le facevano fare.
c'è infatti una storia della regina dei Perse che è venuta fino in Italia a parlare con un grandissimo esoterista italiano. I Kennedy sono andati dal capitano degli Alpini di Torino e lei è uscita piangendo perché ci sono certe cose che purtroppo anche i sigilli non possono fare. Però chi sapeva queste cose si mobilitava sempre per farsele fare e aveva le forze economiche anche di farsele fare. Quindi oggigiorno con l'evoluzione dei social, quando uno sente parlare di sigilli sembra che sia una cosa normale. In realtà fino a 200 anni fa solo i re e gli imperatori se li facevano fare. Quindi, primo, bisogna capire cosa è un sigillo. E quindi cos'è? È un abito astrale di forze planetarie che viene messo a sopperire al buco energetico che uno ha avuto quando è nato, no? Quando uno è nato sotto, come si dice, la cattiva stella, a un certo punto bisogna raddrizzare il tiro per fare in modo che abbia il karma meno pesante. E questo è un passaggio. L'altro passaggio è capire che non è che esiste un sigillo per tutte le forze planetarie. Esistono vari sigilli che chiudono i vari buchi astrali. Quando un sigillo viene commissionato per una persona dura tutta la vita. Però bisogna stare attenti anche a chi lo fa, perché ci sono alcuni che fanno dei sigilli e poi non gli mettono delle protezioni, ad esempio per il furto, perché se qualcuno vi ruba un sigillo, no, e non ha dentro determinate protezioni, questo sigillo vi porterà ad avere un debito karmico. E quindi io ho sentito di storie di gente che aveva bruciato il sigillo per nervosismo, che l'aveva rotto, che poi hanno cominciato ad avere disgrazie nella vita. Quindi bisogna sempre, prima di tutto, farselo fare da una persona competente. Noi conosciamo il Degarda che è bravissimo, no? E poi riuscire a capire che non è una cosa che è come un bottone della corrente che funziona subito, ci metterà anni perché giorno dopo giorno va a chiudere quei buchi, quelle mancanze energetiche che una persona quando è nato aveva. E quindi di conseguenza lui tutta la vita cercherà ogni santo giorno, che voi ci crediate o meno, che dormiate, siete svegli, di chiudere quella falla, senza che voi ve ne accorgiate. Dalla forza o della realtà del suo potere, no? Se ne sono accorti alcuni clienti che hanno visto, non so, gli allarmi dei supermercati suonare quando passavano. Cioè, questo foglio di carta aveva dentro del magnetismo planetario, faceva scattare, come si suol dire, questo sigillo faceva scattare gli allarmi. Oppure ci sono persone che hanno visto cambiare radicalmente subito la loro vita nel giro di pochi anni, perché il sigillo era stato fatto in modo che copriva quel buco e mancava poco per realizzare il compimento della chiusura, no? Quindi il sigillo funziona sempre che uno ci creda sì, ci creda no, e può essere di vari livelli, nel senso che ci sono i sigilli più semplici, più economici, chiaramente sono quelli planetari. Poi ci sono quei sigilli che hanno dentro dei geni, o anche i sigilli planetari hanno dentro le forze paragonabili ai geni, ma non sono proprio geni come si pensa nella lampada di Aladino. Invece ci sono poi dei sigilli proprio che, come si suol dire, hanno dentro proprio dei geni, no? E per poterli costruire magari ci vuole un anno di lavoro. E allora è chiaro che i prezzi lievitano, ma sono totalmente un'altra cosa che i sigilli salomonici. Ci vogliono delle conoscenze altissime, ci vuole una preparazione altissima. Chiaro che quei sigilli lì minimo costano 4.000 euro, come minimo, perché una persona a lavorarci ci deve stare dietro un anno, il giorno esatto dell'anno, il periodo esatto, insomma devono coincidere tantissime variabili e poi si crea questo sigillo col genio. Quindi anche lì io ho visto gente che altri gli avevano venduto un sigillo con dentro un genio che l'avevano pagato 100 euro. Capite che non esiste, perché proprio materialmente è come se voi vi proponessero una portaerei per 10.000 euro, capite? Cioè non esiste la cosa, no? Per uno che è del ramo, che capisce cosa ci vuole, come fatica a farlo, a chiamarli.
Poi un'altra cosa importante da capire, che quando si va sui social, no? E si comincia a vedere quelli che canalizzano, no? Ci sono quelli che cominciano a canalizzare con l'Arcangelo Michele. È un po' salutato ultimamente Arcangelo Michele perché praticamente lo vedo in ogni social. Oppure il Gabriele, oppure ci sono quelli che parlano anche con Gesù adesso, no? È ritornato di moda. Allora voi dovete capire una cosa, quando un mago fa delle operazioni magiche non è che loro scendono, è il mago che porta l'ambiente nel cerchio a vibrazioni uguali alle loro e sale. Perché? Perché loro sono così alti che in questo mondo fanno fatica, questa vibrazione fanno fatica a scendere. Quindi è sempre il mago che sale. Allora, e poi con le dovute precauzioni, con la dovuta attrezzatura, con la dovuta conoscenza, competenza e anche a livello vibrazionale nemico giusto. Quindi voi capite che quando uno incomincia a sentire l'Arcangelo Michele, che praticamente non si muove di casa, magari dentro un social, che incomincia a dirgli a destra e a sinistra, cioè se lui non è salito, l'altro non può scendere, perché è di vibrazioni troppo alte, voi capite che quello che sta parlando a nome di, capite, Caio Sempronio non è sicuramente di vibrazioni altissime. E allora lì avete presente le Madonne, no? Che cominciano a dire le solite pattaffiate che si vedono in giro per il mondo, no? È chiaro che dopo qualche anno salta fuori che era una truffa, ma all'inizio molti creduloni, proprio per mancanza di conoscenza, credono che sia proprio la Madonna a parlare, o l'Arcangelo Gabriele, no? Molti nei social, nelle canonizzazioni. Ma quando uno entra nelle conoscenze misteri, si rende conto che non possono scendere perché Dio li ha creati in modo che possono stare su nel loro ambito vibrazionale, ma non possono scendere in questo calzabuio. Quindi per forza è il mago che in determinate ore del giorno o della notte, chiaramente, con determinati influssi planetari, con determinate qualità animiche, e non dall'oggi al domani, a meno che a livello karmico non era mago già da 20 generazioni, riesce a salire, ma chiaramente fa una fatica immensa e non sempre queste entità, anche se ci sono, si dimostrano. Quindi capite che oggigiorno noi viviamo in un contesto un po' anacquato, no? Di gruppi social che fra Michelangeli, Arcangeli, Gabriele, UFO, insomma di tutto ne senti e di più. Ma questo cosa comporta? Comporta che non è gratis, cioè queste entità quando vengono giù a sparare le loro favole non è che vengono giù nei social per farci contenti, non c'è niente di gratis. Quando voi vedete che questi leader, no, questi gruppi social sparano luce colorata, preghiere a destra e a sinistra, questi li stanno parassitando, li stanno mettendo dentro delle vibrazioni che non hanno niente a che vedere con la realtà, con la realtà angelica che dovrebbero rappresentare chiaramente, no? E quindi non subito, ma magari dopo 10, 15, 20 anni si passa alla cassa, capite? Quindi dopo escono, sapete, molti vanno questi gruppi o questi anche studi, no? Ci sono persone che vieni da me che ti aprono il sé superiore e poi tornano impestati, dopo qualche anno incominciano a vedere che la loro vita col sé superiore va a rotoli. Capite che se voi capite già che per poter parlare o attirare una forza di queste dimensioni ci vogliono anni di studio in segreto chiaramente, perché i gruppi misterici mica vanno a mettere sui social, è chiaro che capite anche che queste cose qua hanno un barbatrucco. Questo lo dico perché molti mi contattano in PVT ancora e mi sembra un po', prima di tutto che non hanno mai visto le pillole che ho fatto, ne ho fatte quasi più di 1000, e poi mi sembra un po' che non abbiano capito il rischio,
perché entrare dentro questi social e sentire quello che vi promette la ricchezza a tutti i costi, perché vi ha detto l'arcangelo Gabriele, oppure il demone di turno che si è preso un nome tipo Gesù, capite che la cosa fa male alla distanza. Quindi è chiaro che bisogna proteggersi e stare lontano a questi gruppi. Poi un'altra cosa, prima di chiudere, è la storia dei bovis, no? Molti, quando si avvicinano alla radionica, cominciano a capire che esistono i bovis, no? Allora magari testano proprio i bovis e vedono che sono sotto i 6500. Allora, sotto i 6500 ci sono due casi: o uno è malato, no? O uno è un'anima un pochettino traballante. Allora di solito quando sente questo corre in giro a vedere come riparare e salta sempre fuori il radiestesista di turno che ti dice: te li alzo io. Allora, signori, i bovis non è che sono le caramelle del Luna Park. I bovis, per alzare 100 bovis in una vita ci vuole una vita. Cioè, se uno nasce con 14.500 bovis, tirarli giù è un attimo, ma tirarli su si fa una vita di lavoro e sacrifici. Quando incontrate uno che vi dice: adesso vi tiro sui bovis io, o capite, vi innalzo io, è chiaro che questo qui di radiestesia, capite, è a livelli del paracarro di Modena, Quindi, scusate che guarda un po'. Quindi capite che bisogna sempre anche stare attento. Ciao Maurizio Antonio, ciao Fiorenza. Bisogna sempre stare attento anche a cosa vi sparano, perché se no andate a finire che volete alzare tutti i bovis, magari siete 4.500 perché avete una patologia in corso, andate dal santone di turno che ha fatto un corso per corrispondenza col Puntimondo di radiestesia, vi spara dentro 9.000 bovis in più ed è come mettere l'acqua di una piscina dentro un rubinetto. Capite che a un certo punto la pressione spacca tutto, no? All'inizio c'è un po' di sollievo, quindi dovete sempre stare attento che vi dice: vi alzo i bovis di qua, vi faccio camminare sull'acqua di là, e quelle favole da Luna Park. La cosa è seria, la cosa è molto seria. Infatti, oppure vi mando la luce colorata, ma cari miei, ve l'ho spiegato, non è che uno perché si alza la mattina e ha fatto qualche corso per corrispondenza poi dopo può andare in giro a dire: l'arcangelo Michele mi dice rosso e viola. Quelle sono entità di basso profilo che non portano nessuna benedizione, anzi succhiano energia, sono vampiri energetici. Bene cari amici, per oggi ho detto tutto. Vi ricordo di iscrivervi al canale di Ildegara Maretto Veneziano, di venirci a trovare nei nostri gruppi Facebook e anche in Telegram, dove lunedì, cioè in futuro, in settembre, apriremo. E mi raccomando, oggi alle 4 c'è il Maretto Veneziano sul suo canale alle ore 16 con le sibille e le live gratuite. Grazie cari amici e alla prossima, ciao!